Un cielo cupo e grigio accoglie la salma di Franco Bernardo Bergamin, un mazzo di fiori colorati sulla bara di legno chiaro, quasi a spezzare la monocromia, quando arriva sul sagrato della chiesa dedicata a San Giorgio a Tremignon di Piazzola sul Brenta, accolta dal saluto del parroco Don Andrea Pernichele. Ad attendere l'ottantenne sono in tanti. 500 persone si sono date appuntamento nella chiesa per salutare l'amico e portare la vicinanza e l'affetto alle sorelle Rosanna e Bernadetta con i nipoti e il cognato Gianni, l'uomo che il 5 marzo ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine nell'appartamento di Limena dove è stato trovato il suo corpo senza vita, chiuso da giorni dal 22 febbraio in 2 sacchi di plastica nella stanza degli armadi. Ho lasciato la vita terrena per un luogo pieno di calore e festa, come ero io. Così la famiglia nell'epigrafe, con il volto sorridente di Franco, i capelli lunghi, la camicia rosa e la presenza dei familiari, ma soprattutto dei tanti amici, testimoniano l'affetto per quest'uomo, una buona persona che si è fidata anche di Alessio Battaglia, il quarantenne triestino che viveva con lui da qualche tempo, adesso in carcere a Padova per l'assassinio di Franco, avvenuto dopo una violenta lite, come ha confessato Battaglia agli inquirenti. Non si parla di quanto accaduto in chiesa, si prega per Franco, affidato a Dio da Don Andrea Pernichele con queste parole. Ecco, la perfezione che Dio ci domanda non è quella di chi ha le mani totalmente incontaminate, no. La perfezione sta nel tentare giorno per giorno di assomigliare, per quanto possibile, un po' di più al nostro Dio, che è il Dio della pace, il Dio della misericordia, il Dio del perdono, il Dio della giustizia. Il cielo è ancora grigio quando Franco Bergamin lascia la chiesa di Tremignon. Tra le ultime a salutarlo le 2 sorelle, Rosanna e Bernadetta, con le nipoti. La mano sulla bara ricrea per qualche istante il calore della famiglia.